Open Day oggi all'Istituto Fermi Aragona per illustrare le tante opportunità formative. Ne parliamo con la dirigente scolastica Casalicchio. Sì, oggi è il secondo giorno di Open Day, il prossimo e l'ultimo sarà il 2 di febbraio. Questa è un'importante e preziosa occasione per far conoscere l'Istituto Fermi e quindi anche l'ampia offerta formativa che offriamo ai ragazzi e alle famiglie. Oggi le persone che verranno ad incontrarci saranno guidate in questo viaggio all'interno della realtà scolastica dai nostri docenti e anche dai nostri ragazzi. L'Istituto Fermi sicuramente è un istituto che mi pregio di rappresentare e soprattutto, volevo dire con un punto d'orgoglio, ultimamente negli ultimi anni ha realizzato un trend positivo di iscrizioni. Sicuramente questo è a testimonianza della qualità e dell'efficienza della nostra offerta formativa. Il successo sicuramente è determinato da una serie di fattori che sono importantissimi. Prima di tutto i nostri diplomati riescono a trovare immediatamente un'occupazione all'interno delle aziende e questo perché effettivamente escono dall'Istituto Fermi professionisti molto competenti. E poi una seconda motivazione è anche da ricercare nel fatto che l'Istituto in 60 anni di storia riesce a instaurare delle reti veramente produttive anche con enti ed associazioni non solo del territorio agrigentino ma anche oltre. L'istituto consta di 3 sedi, questa è la sede principale che è la sede di Aragona, ma poi ci sono anche la sede di Favara e la sede di Racalmuto. L'istituto ha ben 9 indirizzi attivi, quindi questo fa capire l'ampia portata della nostra offerta formativa. Sono 5 indirizzi nell'istituto tecnico-tecnologico e 4 nell'istituto professionale. Gli indirizzi dell'istituto tecnico vanno dalla moda all'elettrico-elettronico, al chimico, alla meccanica e meccatronica e all'informatica, mentre invece per quanto riguarda l'istituto professionale abbiamo invece 4 indirizzi che sono l'ottico, l'odontotecnico, i servizi per la sanità che quest'anno si è arricchita del corso OSSE e la manutenzione e l'assistenza tecnica. Per quanto riguarda il nostro istituto, ogni indirizzo che io ho annunciato è dotato di laboratori che sono molto innovativi e sono molto attrezzati e moderni. Questo fatto di avere tutti questi laboratori permette ai nostri ragazzi di poter sperimentare il conoscere attraverso il saper fare, che è un approccio didattico importantissimo in quanto favorisce l'apprendimento ma rende anche i nostri ragazzi partecipi del proprio percorso formativo e questo è perché la missione, proprio la mission del nostro istituto è quello di creare dei professionisti che sono veramente competenti e anche dei ragazzi che sono dei cittadini consapevoli. I nostri ragazzi quindi non soltanto danno un apporto e hanno la possibilità, come dicevamo, di una volta diplomati di trovare un'occupazione immediatamente, ma hanno anche la possibilità di frequentare i corsi universitari e abbiamo vere e proprie eccellenze. In questo percorso è nostro obiettivo fondamentale porre al centro quindi di ogni nostra scelta i nostri ragazzi, lo studente, e farlo veramente vivere all'interno di un ambiente sereno, di un ambiente innovativo nello stesso tempo e quindi di trovare il loro ambiente naturale. E non dobbiamo comunque dimenticare in questa offerta formativa anche il corso serale, che è la sede presso a Favara. Questo corso serale è sicuramente un'ampia opportunità per quanto riguarda le persone adulte, sia che hanno interrotto il percorso di studio che pure vogliono conseguire un nuovo diploma. Quindi diciamo che il nostro istituto, appunto con questa offerta formativa così variegata, dà la possibilità di formare i nostri ragazzi a 360 gradi. Quest'anno abbiamo un'importante novità nel nostro istituto che è quello del corso OSS. Infatti l'USR Sicilia insieme all'assessorato alla salute e all'assessorato dell'istruzione e formazione professionale della regione siciliana hanno stipulato un accordo che prevede a partire dall'anno scolastico 2024-25 per le classi terze dell'indirizzo servizi per la sanità e l'assistenza sociale l'avvio dei percorsi formativi per la
realizzazione e il conseguimento della qualifica di OS. È un'importante novità perché dà la possibilità ai nostri studenti di poter conseguire la qualifica e nello stesso tempo seguire il proprio percorso. Infatti le attività si svolgono contestualmente al percorso curriculare mattutino e i ragazzi vengono riconosciuti dei crediti in termini di ore che vengono detratte dal monte ore complessivo necessario per il conseguimento della qualifica, che vengono svolti dai docenti titolari, curriculari, e il percorso andrà integrato con altri insegnamenti, altre ore che saranno sviluppate da esperti del settore, che saranno dei medici, degli infermieri, degli operatori sociosanitari che vengono individuati dall'accordo stesso. È un'importante iniziativa che vede lo sviluppo di un modulo di base di 200 ore, un modulo professionalizzante di 250 ore, 100 ore di esercitazioni pratiche per concludersi poi con un tirocinio di 450 ore. Il monte ore complessivo quindi rimane sempre quello delle 1000 ore. Il tirocinio andrà svolto però al raggiungimento della maturità perché è necessario che i ragazzi siano maggiorenni, quindi sarà svolto dopo il conseguimento del diploma, dopo che i ragazzi avranno conseguito il diploma dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Sarà svolto in strutture o in servizi che vengono individuati sempre dall'intesa. È una grossa opportunità che arricchisce la nostra offerta formativa, che dà uno sbocco occupazionale ai ragazzi che acquisiscono delle maggiori competenze capaci di poter affrontare qualsiasi bisogno della persona, e soddisfare qualsiasi bisogno psicofisico della persona. In questa scuola il messaggio che vogliamo fare passare è che è importante l'unicità, la diversità, e che ogni ragazzo e ragazza diverso, unico, è speciale e può contribuire per tutti. E questo è uno dei tanti luoghi della nostra scuola, un luogo dove i ragazzi per qualche minuto possono trovare uno spazio anche di silenzio, di accoglienza, possono utilizzare dei bagni confortevoli, ma in questa scuola ci sono diversi laboratori. Abbiamo laboratori ottici, odontotecnici, abbiamo la musica, abbiamo laboratori linguistici, informatici, chimici, dove tutti i ragazzi possono lavorare insieme. Siamo all'interno del laboratorio di sistemi e del reparto tecnologico della scuola. All'interno di questo laboratorio mettiamo in pratica tutto ciò che prima osserviamo e simuliamo attraverso i programmi. E qui per esempio veniamo a determinare quelle che sono le apparecchiature e studiare le apparecchiature e le macchine, nonché i sistemi sia dal punto di vista elettrico-elettronico che dell'automazione. Per esempio già iniziamo a programmare per quanto riguarda il PLC oppure Arduino per mettere in pratica tutto ciò che poi i ragazzi affronteranno all'interno delle aziende e dei settori specifici del territorio ma anche nazionale. Abbiamo infatti delle testimonianze di ragazzi che si sono diplomati negli anni passati, che immediatamente sono stati inseriti all'interno di contesti lavorativi interessanti. L'Istituto Fermi non solo rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio per la preparazione dei suoi studenti a quelle che sono le professioni più redditizie e ricercate del panorama nazionale, ma anche una scuola che si distingue per l'importanza che dà all'inclusione, ai laboratori creativi, di musica, di teatro. I ragazzi hanno la possibilità di conoscere gli studenti delle altre classi, di socializzare, di essere educati alla cultura del rispetto e della bellezza.